Martedì 2 agosto, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Omicidio e suicidio passionale tra Cantello e Stabio si celebrerà domani, a 10 giorni dai tragici fatti, il funerale di Daniele Morello, il 47enne ucciso in via Varese. Ecco il servizio di Nicola Antonello con le immagini di Angelo Policelli dell'agenzia Blitz. A 10 giorni da uno dei crimini più cruenti avvenuti di recente nel Varesotto, si celebreranno domani alle ore 10:30 presso la chiesa di San Vittore ad Arcisate i funerali di Daniele Morello. Morello è l'autotrasportatore di 47 anni ucciso lunedì 25 luglio da Stefano Solazzo, 51 anni, frontaliere, che aveva saputo della relazione dell'amico fraterno con la sua ex, tentando di uccidere anch'ella presso le terme di Stabio prima di togliersi la vita. Le esequie saranno precedute dal rosario, previsto per le ore 10 e tenuto sempre dal parroco, Don Claudio Lunardi. Nessun segno di violenza, nessuna traccia di aggressione sul corpo del turista tedesco trovato morto ieri sera al Sassogalletto, in territorio di Castelveccana. L'ipotesi più accreditata è quella del malore fatale. Vediamo il servizio. Nessun segno di violenza, nessuna traccia di aggressione, soltanto una ferita sulla schiena che però, secondo il medico legale, non sarebbe tale da aver causato il decesso. L'ipotesi più accreditata è che l'uomo trovato morto ieri sera nelle acque del lago Maggiore a Sassogalletto, nel territorio di Castelveccana, sia stato colpito da un malore mentre faceva il bagno. In base ai primi riscontri si tratta di un 65enne di nazionalità tedesca residente in Germania e qui in vacanza da solo, trovato con addosso soltanto i sandali e il costume da bagno, proprio come se fosse stato impegnato in una nuotata al momento del decesso. I carabinieri della compagnia di Luino, guidati dal capitano Alessandro Volpini, stanno ora cercando di contattare i familiari in Germania per comunicare loro la tragica notizia. A Busto Arsizio sono scomparsi i monopattini elettrici da noleggio. L'azienda che si era aggiudicata il servizio li ha ritirati dopo pochi mesi dal via. Ce ne parla Francesco Inguscio, immagini dell'agenzia Blitz. Niente più monopattini elettrici in sharing a Busto Arsizio. Bit Mobility, la società veronese che forniva il servizio, ha infatti deciso di recedere anticipatamente dalla convenzione col comune. E così da un paio di giorni i mezzi non inquinanti che tanto piacciono ai giovani, ma non solo, non sono più reperibili in città. Il comune di Busto sostiene di essere rimasto sorpreso dalla decisione di Bit Mobility. L'azienda invece afferma di aver avvisato con largo anticipo Palazzo Gilardoni. Fatto sta che ora il servizio è sospeso. L'amministrazione comunale assicura però che lo sharing dei monopattini elettrici riprenderà prossimamente. A breve, infatti, verrà promossa una nuova manifestazione di interesse. Non solo, l'idea del comune è quella di riproporre anche il bike sharing. A Varese, invece, è in arrivo un'importante opera di ristrutturazione alla sede centrale di Poste Italiane in Viale Milano. Tutti i dettagli nel servizio di Pasquale Martinoli. Siamo in Viale Milano, nella zona delle stazioni. Qui a breve partiranno i lavori di riqualificazione esterna della sede centrale delle poste. Il progetto riguarda innanzitutto la facciata e rientra in un piano nazionale denominato 100 facciate, che prevede il recupero di edifici di proprietà di Poste Italiane. Ora tocca dunque a Varese. Come vedete, il Palazzo delle Poste sente il peso degli anni, dell'usura. La facciata in mattoni non è più quella di un tempo. Il cantiere dovrebbe prendere il via con l'allestimento giovedì 4 agosto, non influirà sull'attività degli uffici e si prevede la conclusione dei lavori entro fine anno. Per consentire le opere di riqualificazione esterna, che sono affidate a un'impresa di Napoli, il Comune ha autorizzato l'occupazione della deviazione a fondo chiuso all'altezza del civico 32 di via Cavour, in pratica la strada sul lato posteriore dell'edificio di Viale Milano. Il Palazzo delle Poste fu realizzato nel 1933 e l'opera venne concepita dall'architetto Mazzoni, che lavorava all'epoca per il Ministero delle Comunicazioni. A Gallarate, viaggio tra i quartieri per una mamma con la sua piccola in carrozzina. Oggi Annalisa Colombo è andata a Crenna.
Grenna, un ex comune con piccoli ma grandi gioielli da scoprire, con le sue difficoltà ma con molte potenzialità da sfruttare. Tra le note positive senza dubbio c'è l'intervento realizzato dall'amministrazione comunale in Boschina, del valore di circa 76.000 euro, per rifare il manto dell'anello verde che tanto piace ai crennesi e non solo. Promossi anche gli interventi per sistemare la strada che conduce al cimitero e l'attraversamento semaforico pedonale all'incrocio tra via Don Piloni e via Monte San Martino. Tra le chicche del rione ci sono anche Villa Delfina e la scalinata del Viale dei Tigli. Tasto dolente lo stato di salute dei marciapiedi, che in molti punti non sono proprio a misura di passeggino o carrozzina. E sullo sfondo ci sono gli interventi in programma che ad alcuni piacciono, ad altri un po' meno. Quali? Il collegamento tra via Indipendenza e via Bertacchi ed i lavori per la realizzazione del sottopasso che collegherà via Bolivia a via Valle Nuova con l'eliminazione del passaggio a livello della linea ferroviaria Gallarate-Luino. Nota dolente la mancanza delle barriere fonoassorbenti di protezione lungo alcuni tratti della linea ferroviaria. E se Grenna fosse uno studente, per molti residenti sarebbe promosso, ma serve più impegno. Passiamo ora a Verbania. È stata posta sotto sequestro dalla polizia l'area nella centralissima piazza San Vittore di Intra, dove ieri sera, durante il torneo Beach for Babies 2022, si è verificato il crollo di una parte della tribuna metallica. Si sono vissuti attimi di paura durante il torneo benefico di beach volley. Gli organizzatori della kermesse hanno diffuso intorno a mezzanotte una nota ufficiale sull'accaduto, spiegando che è stato sospeso temporaneamente il torneo dopo che si era verificato un problema a una delle tribune mentre era in corso di svolgimento una partita. Il crollo ha provocato lievi ferite ad alcune delle persone presenti. Per una di loro si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza e le sue condizioni sono in fase di valutazione, ma non sarebbero comunque gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco che stanno compiendo verifiche per chiarire le cause dell'incidente. A Casciago sono tornati, dopo 2 anni di sospensione causa pandemia, i tradizionali fuochi d'artificio di Sant'Eusebio, il servizio di Marco Croci. Dopo 2 anni di stop imposto dalla pandemia, a Casciago sono tornati i fuochi d'artificio. Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera alla tradizionale festa di Sant'Eusebio. Dopo le celebrazioni religiose di domenica, ieri è stato il momento di bancarelle e stand gastronomico. Il prato davanti alla storica chiesetta è tornato vivo e popolato come prima della pandemia. Nella parte bassa di Casciago strade transennate e tantissime persone a piedi. Poi, alle 23, lo spettacolo pirotecnico che ha tenuto tutti con il naso all'insù. Lutto a Legnano per la morte avvenuta nelle prime ore di oggi di Mariuccia Guidi Musazzi, la moglie del fondatore della compagnia dei legnanesi Felice. Mariuccia aveva 100 anni e da tempo era ricoverata alla San Francesco di Legnano. Il funerale si terrà domani mattina nella chiesa del Santissimo Redentore, proprio a 2 passi dall'oratorio dove i legnanesi si esibirono per la prima volta nel 1949. Fin da questa mattina sono stati moltissimi messaggi di cordoglio arrivati dai concittadini, in primis quello del sindaco Lorenzo Radice e della compagnia dei legnanesi che con enorme successo dà continuità al lascito di Felice Musazzi. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento a domani alle ore 19 e vi auguriamo una buona serata.